Giuseppe, l'anno paliesco ormai si è concluso e come magistrato delle contrade il percorso che doveva essere fatto è stato fatto e, al di là delle decisioni, una tua valutazione come prima esperienza come rettore? Io credo che è stata un'esperienza più che positiva. Dal punto di vista dell'immagine, l'ho ripetuto varie volte, abbiamo avuto, grazie ai buoni rapporti che abbiamo con la stampa, oltre 14 pagine, ma oltre a questo abbiamo avuto una serenità di giudizio all'interno del magistrato tra i vari componenti che mi ha fatto piacere. Ho avuto la fortuna di avere un gruppo di difensori, anche il prorettore, con i quali al di là delle discussioni ci possono essere, non abbiamo mai avuto uno screzio e quello che mi preme sottolineare, non abbiamo inquinato i rapporti d'amicizia che c'erano e questo è il pericolo quando uno prende delle decisioni che possono essere anche impopolari, ci poteva essere. Quindi noi abbiamo lavorato, come ho sempre detto, in buona fede. Capisco che a chi è arrivato alle sanzioni può essere amareggiato e tutto, però quando io al mio mandato ho detto tolleranza zero, ho avvertito tutti che bisognava dare una svolta in questo senso. Purtroppo lo capisco, però sono andato anche nelle contrade a spiegarlo chi mi ha chiamato e penso che se uno ci riflette poi col senno di poi, quello che sembra un male oggi può essere un bene per la festa domani. Quindi io devo solo dire grazie all'opportunità che mi è stata data.